Valerio Fluido da New York, un centravanti da 40 milioni non farebbe meglio di Milik, mentre James ti cambia tutto. Io firmo per James più inglese o Belotti, tenendo i nostri, ma Belotti costerebbe di più o no? Certo, a inglese già nostro, Belotti prevederebbe un investimento spaventoso. E su questa teoria di Valerio Fluido da New York io non me la sento di dire che sono contrario, nel senso quello di 40 milioni, l'attaccante di 40 milioni è il fenomeno che ti cambia tutto, che fa 30 gol invece dei 20 che ha fatto Milik? No, perché quelli che fanno 30 gol a stagione si chiamano Suarez, Lewandowski, sono pochi insomma in giro per il mondo che fanno 30 gol a stagione sempre, ogni anno, non l'esploit di farli un anno, quelli che ogni anno fanno 30 gol a stagione da 10 anni sono questi, e quindi sono giocatori che costano 90 milioni, quindi è una riflessione molto interessante quella che fa Valerio. Grazie. Allora, cioè i video non li devo fare più, io basta che faccio parlare a lui, perché io do il mio input e se lui lo espone così bene, già è finita così. Io vi ho detto che preferivo Belotti, giusto? Ve l'ho detto. Perché rappresenta, perché è il puntero, perché alla fine il Napoli le azioni le ha create, però non le metteva dentro, eccetera, eccetera. Belotti, non Icardi. Belotti, non Icardi. Però c'è da considerare una cosa: se tu cerchi il puntero, se tu cerchi il finalizzatore, la punta, Inzaghi, Filippo Inzaghi della situazione, oggi il giocatore che ti cambia la stagione, che ti fa fare il salto di qualità in quel ruolo, costa dai 60 in su. Se si parla di Lukaku, se si parla di Icardi che ha fatto una stagione di merda e comunque vogliono 80 milioni, si parla dai 70 in su. Credo che anche Belotti si aggira intorno a quelle cifre là, a meno che l'unica soluzione sarebbe Quagliarella a basso costo, ma perché lo usi un anno, massimo 2. Se non puoi permetterti queste cifre, perché non puoi permetterti queste cifre probabilmente, ecco che la soluzione James è la soluzione, perché ti cambia, ti sposta la qualità, e io sono convinto che con James dietro, che attira le difese, attira una serie di scatena delle reazioni a catena, poi ci vuole, si liberano gli spazi, segna di più Milik, segnerebbe Inglese, segnerebbe Mertens, segnerebbe anche Insigne. Ragazzi, la situazione Insigne è delicata. Se in nazionale fa quel poco che fa, che sembra l'Insigne, il migliore Insigne visto a Napoli, sto fatto ci deve far ragionare: tenerlo sperando che possa fare la stessa cosa, o proprio adesso che sta facendo un grande exploit in nazionale approfittare e cercare un acquirente? E qui, entrando in gioco Raiola o Raiola, rientra in gioco Lozano, secondo me. Quindi, mentre noi sogniamo James, che secondo me, per una serie di motivi che già ho spiegato, perché è una star, perché ti fa vendere le magliette, Napolitano magari non sa cattere, ma i colombiani sì, perché ti cambia completamente, c'hai l'uomo che viene dal Real Madrid e dal Bayern di Monaco e ti esalti, ti entusiasmi. Noi speriamo a lui, e quindi arriva Lozano, che magari avrà un ottimo impatto tecnico-tattico, perché Lozano comunque è una bestia, ed è di Raiola o Raiola. La situazione con Real Madrid non è facile, perché loro non vogliono fare un altro prestito, cioè stanno perdendo i soldi Cuchist. Prestito con diritto di riscatto a Bayern di Monaco, che non lo riscattano. Che fanno? Fanno un altro prestito, vanno sempre a vuoto, vogliono l'obbligo probabilmente di riscatto, e noi... Però noi l'avessimo accattata, cioè tutte queste... Capito qual è il problema? La situazione non si sblocca finché non si capirà il decreto crescita, perché il Napoli là saprà quanto gli costa all'anno e quindi può ragionare sul costo del cartellino. Non puoi spendere 50-40 milioni e poi ti costa comunque 20 all'anno. Diventa un'operazione che il Napoli non può sostenere. Quindi questa è la difficoltà che non fa sbloccare niente. E non voglio parlare di Sarri, però ci stanno mettendo un sacco di tempo pure loro, Come andrà, per me Sarri ha perso i punti, quindi se non ci va, comunque noi sappiamo che ci sarebbe andato di corsa. Lui, Jorginho, Reina, Carmando, Amaron e San Giuseppe, tutti di corsa a Torino a baciare i piedi a Nedved. Pure se non ci va, ha perso i punti. Però quanto tempo ci stanno mettendo, Ci sono youtubers che dicono ancora di Guardiola, sono convinti.
La situazione è delicata. Il Chelsea licenzia Sarri e prende Lampard e non sai se puoi fare mercato. Comunque stai andando in Champions, fai un rischio con un allenatore nuovo, inesperto. Il City si libera di Guardiola perché Guardiola, pure loro il mercato, insomma la situazione è interessante. Chiedo a voi, secondo voi Sarri va alla Juve e secondo voi James viene al Napoli? Da New York, Valerio Fluido è tutto. Non ho occhiali. No, come non ho occhiali? Certo che ho occhiali. Questi sono gli occhiali speciali che diventano neri, ma possono essere verdi, possono essere bianchi. Se li metto là sono bianchi. Boh, ciao, state boh.